Riprende la terza parte, parliamo di residenzialità in psichiatria con il dottor Gerardo Favaretto e con la dottoressa Luana Calabrese dell'AITSAM di Castelfranco Veneto. Allora, Luana, io la parte per cui, il motivo per cui ti ho invitato alla trasmissione è anche questo, cioè il tuo impegno che tu hai avuto per anni, che c'è stato per anni su questo tema, che è il tema delle quote che le famiglie devono pagare per un loro congiunto quando questo è ricoverato in una struttura sociosanitaria, perché per spiegarvi, quando la struttura è soltanto sanitaria, la quota è tutta sanitaria, la persona non deve pagare niente, è come andare in ospedale. Noi non paghiamo per essere ricoverati in ospedale, quindi ci sono le strutture come le comunità terapeutiche residenziali protette, le comunità terapeutiche che hanno che fanno un intervento sanitario, ma poi ci sono le strutture socio-sanitarie, cui c'è una parte che viene considerata come di assistenza alla persona che ha una difficoltà a vivere in autonomia, e quella parte viene addebitata alla persona. Ecco. Che tipo di problemi ti pongono i familiari rispetto a questa quota, e anche se ci puoi dare un po' un ordine di spesa che gli viene, che devono pagare per chi viene ricoverato in queste strutture? Allora, il problema sociosanitario nasce soprattutto per affibbiare, diciamo, una quota della spesa all'utente. Sono strutture o comunque sono prestazioni sociosanitarie perché riguardano, tra l'altro, la salute mentale, che si cura attraverso prestazioni puramente sanitarie e prestazioni sociali, ma è sempre una cura, una riabilitazione della malattia mentale. Inizialmente era tutto gratuito perché erano comunità terapeutiche più o meno estensive, tutte deputate alla riabilitazione. Quando sono poi sorte le altre strutture chiamate comunità alloggio, le si è inquadrate nella parte sono tutte comunque strutture sociosanitarie, anche le comunità terapeutiche sono considerate strutture sociosanitarie, però a prevalente prestazione sanitaria, e sia quelle che sono intensive, sia quelle estensive. Quando la Regione Veneto ha istituito le comunità estensive, non previste tra l'altro dal progetto obiettivo, le ha considerate per quelle persone che avevano maggiore bisogno di riabilitazione, maggior tempo per la riabilitazione. Per le persone con più problematiche, con le persone in genere con schizofrenia, cioè ha messo dei paletti, però le ha volute considerare sociosanitarie con la compartecipazione. E le altre sono magari con minore assistenza, quelle di base ed altri, quindi hanno più l'aspetto magari più sociale riabilitativo più che terapeutico riabilitativo. Queste strutture, inizialmente gratuite, sono poi state definite con partecipazione prima dai livelli essenziali di assistenza del 2001 e poi nel 2017 sono stati istituiti i LEA, cioè livelli essenziali di assistenza, che vuol dire le minime cose che la sanità deve fare comunque.
per la salute mentale. E abbiamo nell'articolo 30 tutto quello che deve fare, e poi sono previste nell'articolo 33 le strutture sociosanitarie e ne stabilisce proprio quelle in fase in cui è prevalente l'intervento sanitario e sono completamente a carico dello Stato. Poi quelle estensive, perché hanno bisogno di maggior tempo e considera tra l'altro cronici, però con assistenza 24 ore su 24. E sia le une, quelle diciamo quelle intensive, che queste estensive con assistenza 24 ore su 24 per persone anche stabilizzate ma che hanno comunque bisogno di questa assistenza, sono completamente a carico dello Stato. Quindi, poi ci sono anche delle sentenze che spiegano meglio questo, quindi sia quelle, le CTRP A, sia quelle B, Comunità terapeutiche residenziali protette. Luana, tu stai protette, parlando una brava, serie di A, acronimi sì, qui. no, scusa, Ecco. CTRP vuol dire comunità Comunità. Abbiamo, terapeutiche diciamo, protette, A forse, non e so se si è B, capito bene, ma sì. ci sono sicuramente delle strutture residenziali per le quali le persone che le frequentano, che ne sono ospiti, non pagano assolutamente niente. Ma ci sono Sì, anche però delle per altre le strutture che sono le strutture in sociosanitarie. cui la regione fa pagare, cioè queste estensive di cui stavo parlando, Che sono, diciamo, un che danno momento. assistenza, che però la regione prevede che si debba fare la compartecipazione, per le quali invece i LEA, I livelli essenziali di i livelli assistenza, essenziali, quindi la parte che prevedono viene che pagata siano dallo Stato, dalla completamente regione, a carico dello Stato, non la parte, tutta. Cioè, si dice nell'articolo 33 che sia quelli che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 perché sono in fase acuta o comunque hanno bisogno di una riabilitazione intensiva, sia quelli con riabilitazione estensiva che sono cronici o che comunque pur stabilizzati hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, sono a carico dello Stato. Bene, questi 24 ore su 24 cronici, la regione li inquadra nelle residenze, nelle come li chiamano, comunità alloggio estensive e prevede la compartecipazione. Questo è qualcosa che dobbiamo portare avanti perché se ne sono un pochino accorti tutti, ma fanno finta di non accorgersene, perché viene chiesta la compartecipazione indebitamente. Cos'è la compartecipazione? La compartecipazione è prevista sia dalla legge 328, la legge quadro, sia dal decreto legislativo 159 del 2013 sull'ISEE. Ecco, Allora, volevo portarti un po' a spiegare in modo, sì, diciamo, più semplice facile, possibile ecco, che cosa cioè che cosa sanno in genere le famiglie e che cosa non sanno di poter fare allora, le per famiglie, poter evitare di pagare questa quota, perché mi sembra di capire che che non dovrebbero, in che tutto. tu sostieni che non Non debbano pagare solo, questa quota. allora, non tutti, allora, per alcune strutture non si dovrebbe neanche pagare e lì è ancora una causa da fare perché non siamo riusciti ancora ad avere, almeno nel Veneto, delle sentenze favorevoli. Ce l'abbiamo nel Lazio, ma Tu stai parlando delle strutture per delle persone che hanno estensive, disabilità al queste 100%. ma non vuol dire disabilità al Mm. 100%, non c'entra. Noi parliamo di prestazioni effettuate nelle comunità terapeutiche oppure nelle case, comunità alloggio estensive
oppure nelle comunità alloggio di base, quelle che ha citato prima il dottor Favaretto. Allora, sia le comunità terapeutiche che quelle estensive dovrebbero essere a carico dello Stato. Quelle estensive la Regione invece fa da pagare, diciamo, la compartecipazione. E per le altre è prevista la compartecipazione e non ci sono problemi. Cosa succede però? Che dove c'è la compartecipazione non ci si comporta dappertutto, in tutte le USL, allo stesso modo. Anche perché bisogna premettere che cos'è la compartecipazione. La compartecipazione, come dicevo prima, è prevista da quegli articoli, eccetera. Cosa prevede? Che la parte sociale, cosiddetta quota alberghiera, venga pagata dai comuni che si rivalgono verso l'utente nei limiti dell'ISEE. Questa è la formula finale che deriva dall'analisi di alcuni articoli. Nella legge 328. Non ce li citare, Susanna, perché no, tanto non ce li no, non si prendiamo dice appunti. che deve essere il comune a pagare, o comunque poi deve valutare però la capacità economica dell'utente e dice come la deve valutare. La deve valutare secondo quello che adesso è l'ISEE. Allora, I comuni fingono di non conoscere la situazione, di non conoscere le leggi soprattutto. Quindi, quando una persona viene introdotta nelle comunità terapeutiche, in queste strutture sociosanitarie, c'è un'unità di valutazione composta sia dalla USL che dal comune e a volte chiamano sì, familiari a volte, e l'amministratore di sostegno quando sono abbastanza obbligati, e viene definita anche la quota economica che uno deve pagare. Stranamente non si tiene conto, o comunque non si dice alla parte, guarda, che il comune è tenuto ad aiutarti nei limiti, cioè per la quota oltre il tuo ISEE. Anzi, si chiede ai familiari di pagare direttamente o comunque di assicurare la quota, perché se no la persona non viene inserita in struttura. Questo però per il vero non avviene in tutte le USL nello stesso modo, assolutamente. Qualche comune e qualche USL è, diciamo, più osservante della disciplina. Però il problema, come tu hai sollevato tempo fa, è quello dei comuni che non avrebbero le risorse. Il Consiglio di Stato ha detto più volte: questo è un problema di politica economica, cioè siete voi comuni che dovete provvedere a farvi stanziare il dovuto e comunque non può ritorcersi verso l'utente o verso la famiglia. Quello che noi facciamo, almeno le persone che si sono rivolte a me, noi facciamo esattamente il conto come è tenuto per legge e almeno per quelle persone che sono già inserite in struttura facciamo pagare il giusto. E quindi non pagate tutta la retta, non fate pagare tutta la retta. Sì, naturalmente. Però bisogna spiegare, scusa Luana, perché io la cosa me l'avevi spiegata prima, adesso. Allora, quando la persona viene chiamata a pagare, viene chiamata a pagare in base all'ISEE, che è un indice... dovrebbe, e invece no. Okay. Ci sono due modalità di calcolare questo ISEE, che è un indice socio-economico di capacità, è un acronimo, adesso non mi viene in mente la parola.
Allora, se il calcolo viene fatto in base alle disponibilità economiche della persona malata, spesso questo valore è un valore basso, ok? Perché spesso queste sono persone che non hanno un lavoro, non hanno un reddito, non hanno dei beni e quindi non possono contribuire alla... Può capitare, Può capitare. altri no. Oppure se alternativamente viene tirata in ballo la famiglia, quindi io ho due Ecco, genitori che possono essere tutti e due dei lavoratori che hanno comunque un reddito dichiarato, è queste illegittimo. persone, e No, questo è questo il è criterio, ho illegittimo. capito, questo tu stai No, 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 dicendo che è no. illegittimo. No, no, è Luana, ma io illegittimo, ma devo non spiegare viene per quale chiesto. motivo le persone lo stanno pagando, perché evidentemente stanno No, utilizzando un sì. criterio dell'ISEE che non è quello che tu stai sostenendo essere quello giusto, ma viene No, utilizzato un no, no, ISEE no. familiare. Allora, ah, sì, non chiedono neanche l'ISEE familiare, perché l'ISEE familiare potrebbe essere anche inferiore in certi casi. No, dicono tu sei familiare, hai a cuore il tuo figlio, contribuisci, oppure vediamo cosa avete, se avete bisogno chiedete un contributo al comune, se proprio non ce la fate. Insomma, però l'ISEE invece è un calcolo matematico, quindi può essere il nucleo familiare, si dice nucleo familiare dell'ISEE, che può essere per le prestazioni sociosanitarie ristretto o ordinario. Ordinario vuol dire tutti i familiari che abitano nella stessa casa, cioè la residenza anagrafica. E si fa l'ISEE, sempre relativo a quel soggetto, tenendo conto di tutti i familiari che sono nella casa. Questo si chiama ordinario. L'altro ristretto invece riguarda l'utente, i suoi figli e il coniuge. Ovviamente, se l'utente non è sposato e non ha figli, si guarda solo all'ISEE suo personale, che non è il suo solo reddito. Può essere la casa che ha in abitazione, può essere anche parte del conto corrente. Cioè, sono dei parametri, si calcola quell'ISEE. Poi è previsto anche dalla 328 che rimangano 200, circa 250 euro al mese per spese personali e quindi si fa è un calcolo matematico. La legge fa scegliere se l'ordinario o quello ristretto, perché potrebbe essere una famiglia tanto povera che proprio i componenti della famiglia inducono ad avere un reddito molto basso familiare, quindi magari più conveniente di quello suo della persona. Nell'ISEE non entra più l'invalidità e l'assegno di accompagnamento. Questo è uno dei motivi per cui spesso i comuni dicono: ma come tu prendi l'assegno di accompagnamento e l'invalidità, che erano all'epoca 750 euro, e magari non vuoi pagare nulla perché il tuo ISEE magari è uguale a zero. Ecco, questo è stato sollevato, il Consiglio di Stato ha detto più volte che non vanno considerati perché servono a coprire una defaillance che ha la persona e quindi non è considerato, non può mai essere considerato reddito e non deve entrare nell'ISEE. Questa è un po' la diatriba. I comuni, specialmente quelli del Veneto, molti comuni hanno invece continuato a chiedere, per dare il contributo, a chiedere, si chiama modello OBIS, che sarebbe un modello rilasciato dall'INPS che indica le entrate della persona, quindi dentro c'è ovviamente l'invalidità e anche l'assegno di accompagnamento. Vorrebbero prendere solo questi redditi e lasciare, non so, 125, mi pare che sia il 25% di questo minimo. Comunque, insomma, Alcuni comuni, no, ma devo dire un secondo. Allora, alcuni comuni hanno fatto questo,
Altri invece si sono adeguati anche su premura sollecitazione delle famiglie, si sono adeguati all'ISEE. Ultimamente, allora, la Regione cosa ha fatto? Voleva fare veramente un decreto, un disegno di legge, Lanzarin ha fatto, per dire che effettivamente possono essere riprese tutte le entrate della persona, lasciando 125, sulla base di una vecchia legge regionale che diceva questo. Una vecchia legge ovviamente superata dall'ISEE, eccetera. Per cui tutte le associazioni, non solo noi, ma anche quelle dei disabili, quelli degli anziani, si sono risollevati e sono sollevati e in una riunione alla Commissione Sanità abbiamo esposto queste obiezioni, che questo decreto sarebbe stato illegittimo, contrario ad una legge nazionale, e quindi penso che non abbia più avuto esito. Sì, insomma, veramente è una cosa assurda. Quello che è grave è che questo decreto, questo disegno di legge, ha dato speranza a molti comuni di poter continuare a fare come prima. Tant'è vero che proprio nel preambolo di questo decreto si dice: hanno fatto bene i comuni ad applicare questa vecchia legge. Cioè, delle cose. E quindi molti comuni che prima si erano adeguati, adesso stanno in stand-by, perché non sanno che fare. Qual è il risultato? Che noi continuiamo a pagare poco perché riteniamo di esserne giusto. Del resto i comuni non ci hanno mai mandato nessun decreto ingiuntivo, niente. Le cooperative però adesso non ricevono i soldi né dalle famiglie né dai comuni, neppure magari dalle USL che sono delegate, e allora hanno cominciato, almeno per quanto mi risulta, a mandare delle lettere, che non sono decreti ingiuntivi, delle lettere da parte degli avvocati, perché magari vedendo che arriva dall'avvocato la famiglia si spaventa un po', dicendo però delle cose, indipendentemente dall'integrazione che potrà fare il comune, voi vi siete impegnati perché avete firmato l'ingresso nella struttura e avete firmato l'impegno a pagare. Poi però concludeva, almeno una di queste conclude così: conoscendo tuttavia le precarie situazioni economiche in cui codesta famiglia si trova, pensati, invitiamo a contattare la struttura per dilazionare il pagamento. Non è, il decreto ingiuntivo non ha nessun valore, infatti adesso risponderemo ai vari comuni che, insomma, che si mettano un po' in linea. Voglio dire, questo è un grossissimo problema che però va risolto a livello di conferenza dei sindaci, ma soprattutto regionale, in armonia con la legge, perché se no ognuno fa veramente quello che vuole e le famiglie ci sia uniformità di comportamento per tutti. Non informate, sì certo, le famiglie non informate e magari anche quelle più povere, perché sono magari più dignitose, hanno un po' paura di esporsi, di far capire che non hanno Ci sono soldi da situazioni di persone che sono pensionate, insomma, che devono pagare la retta per il loro figlio che è di 800, tra 1000 euro. l'altro. Ecco, io volevo che tu mi dessi qualche numero. Allora ti do i numeri. No, i numeri qualche numerino, vanno, diciamo, dell'impiego. Allora, li so a memoria. Allora, la più bassa è solo per gli appartamenti protetti, dove ovviamente non c'è riabilitazione ed è il minimo, e sono intorno ai 600-650. È solo gli appartamenti protetti. Che deve pagare la famiglia, 650 che deve pagare dovrebbe deve pagare il sociale. Che deve pagare l'utente, diciamo. Nei limiti che abbiamo detto, poi sì. La famiglia ormai non osano neanche dire che deve pagare la famiglia, però insomma, vabbè, solo quest'ultima lettera. Cos'è che volevo dire? Dalla più bassa alla più alta, dammi 650, due numeri, Luana. No, poi ci sono quelle intermedie così sui 1000-1200, poi c'è stato chiesto a Padova adesso ultimamente 1008,
mia, e 1.800. sono Solo per la sociale. per una estensiva, che dovrebbe essere a carico dello Stato secondo la legge, secondo l'articolo 33. Se mi dici assistenza 24 ore su 24 per persone così, insomma, è un'estensiva. Vabbè, comunque chiedono 1.800. E invece a Ficarolo, nel Rovigiano, gli istituti polesani chiedono 2.200. Mamma mia. In una struttura, tra l'altro, analoga a queste RSSP, perché, Residenze perché Sociosanitarie Psichiatriche. Va sì, bene, allora ecco. Luana, tu Quindi, continui ad essere un sì. punto di riferimento. A me, se qualcuno chiede qualcosa, do la tua mail. Sì, anche Volevo... perché ormai viene conosciuto da tutti questa cosa, eh? Mm. Sì. Sì, tenuto conto che poi il ricorso, le cose non sono proprio delle cose semplicissime. Sentite, io invece volevo fare un'ultima domanda molto breve, spero la risposta. Ecco, volevo capire, anzi facciamo soltanto al dottor Favaretto, il senso di questa separazione sociosanitario, psichiatrico, psichiatria, dipendenze. Ci sono una serie di separazioni che sono burocratiche, comportano anche, come abbiamo visto, delle spese, perché il sanitario è a carico dello Stato in base ai livelli essenziali di assistenza, mentre il sociale è a carico dell'individuo e della famiglia, insomma. Ecco, volevo capire un po' che cosa pensa lei di queste divisioni, che è una divisione anche all'interno del percorso di cura, perché parliamo della cura malattia psichiatrica e delle dipendenze. Ancora da noi le due dipartimenti sono separati, in alcune, nella regione Emilia-Romagna invece c'è un solo dipartimento. Ecco, volevo sentire un minimo di considerazioni. Intanto non solo in Emilia-Romagna, anche in altre regioni c'è un unico dipartimento. Anche con l'età evolutiva. Faccio una brevissima premessa, sarà molto breve nella risposta. Non me ne avrà Luana, ha tante doti, mi scusi, ma non quella la chiarezza, ecco, mi consenta, nel senso che io che conosco non benissimo, ma un po' l'argomento, mi sono un po' perso, perché è un argomento molto complicato, e sicuramente andando un po' a monte, appunto, c'è il problema della distinzione fra ciò che è puramente sanitario e ciò che è puramente ciò che è sociosanitario. Ma questo non è una distinzione in natura, cioè non è che una cosa in sé è sanitario o sociosanitario, è semplicemente definito dai LEA. Cioè un LEA a un certo punto, cioè con un livello essenziale di assistenza, ha un elenco di prestazioni e dice bene, questa è sanitaria. Invece questa c'è la parte sociosanitaria. Tra l'altro uno dei problemi che non ho capito bene se non ha citato è il fatto che la percentuale di ciò che è sanitario, di ciò che è sociale, nell'ultima versione di lei è stata invertita, no? Da 60 sanitario a 40 sociale, viceversa 60 sociale a 40 sanitario. Poi in termini di costi questo può significare 2, 3, 4, 500 euro di più al mese rispetto alla singola struttura. Allora, questa è una tematica molto complessa che ovviamente coinvolge direttamente gli organi di governo nazionali e regionali, perché non si può fare una normativa regionale che dice che i LEA sono così e poi dire è un problema degli altri, di gestione della compartecipazione che coinvolge più soggetti, gli erogatori dei servizi, l'azienda sanitaria, i comuni, perché giustamente i comuni sono un interlocutore fondamentale, poi appunto le persone, gli utenti, perché il principio che se uno ha molte risorse deve metterci anche del suo, è un principio di responsabilità che è condivisibile. Tanto per essere molto espliciti, nelle case di riposo le persone ricevono un'impegnativa dalla regione, cioè ricevono una parte della quota della casa di riposo della regione e una parte in qualche modo è a carico o loro o dei comuni a seconda della situazione che viene fatta appunto in unità di valutazione volta per volta. Questo non sto dicendo che è giusto o sbagliato, non è questo quello che voglio dire, è che voglio dire è che una cosa che va vista a 360 gradi nella sua complessità. Il sistema della residenzialità per le dipendenze, potrei dirne anche quello per l'età evolutiva o quello della disabilità, è un sistema che poi è governato da regole diverse. Per esempio, quello per le dipendenze ha delle tipologie che di fatto fanno rientrare quel tipo di residenzialità
in ambito sanitario sostanzialmente. Questa è la differenza fondamentale, se la guardiamo da questo punto di vista. Il problema invece, se la guardiamo dal punto di vista del bisogno clinico, cioè di che tipo di riabilitazione bisogna fare, beh, questo è evidente, non è un problema di dipartimenti separati o unici, è evidente che ci sono delle persone che usano sostanze ma che hanno problemi anche più strettamente di natura psicopatologica, ammesso che volessimo dire che l'uso di sostanze non è un problema psicopatologico, lo è evidentemente l'uso di sostanze, sia per ciò che genera questo comportamento, sia per le conseguenze dell'uso delle sostanze, cioè l'uso delle sostanze porta comunque a delle conseguenze psicopatologiche. Quindi il problema non è di fare un dipartimento unico, ci vogliono sicuramente competenze specifiche per curare e riabilitare i comportamenti legati appunto a dipendenze patologiche. È chiaro che però bisognerebbe immaginare un'organizzazione complessiva anche dei percorsi residenziali nei quali ci sia una cornice unica. Io sono a favore di un'organizzazione unica che valorizzi le singole competenze, le specificità, ma anche tenga conto che ci sono persone che usano sostanze, che hanno problemi psicopatologici e che ci sono delle residenzialità che devono lavorare anche su questo aspetto. Qualcuna ce n'è nella nostra regione, ma lo stesso discorso lo potremmo fare per l'età evolutiva, cioè le attuali comunità per l'età evolutiva che sono di diverso tipo, educativa, terapeutico-riabilitativa, educativo-riabilitativa, anche lì c'è tutta una classificazione, arrivano fino ai 18 anni. E questo io non continuo a non capirlo. Cioè non è che uno a 18 anni improvvisamente i problemi che aveva prima, siccome compie gli anni, allora deve passare da una struttura per i minori a una per adulti. È vero che ci sono dei margini, ci sono, come dire, delle proroghe rispetto a quel tipo di percorso. Però è anche vero che bisogna cominciare a pensare che la fascia dai 14 ai 23 anni è una fascia che presenta delle problematiche del tutto omogenee, che quindi ha bisogno di essere pensata anche nei termini della residenzialità, rivalutando un po' l'organizzazione attuale, che non può essere burocratica perché i bisogni non sono mai burocratici, le persone non sono burocratiche, la burocrazia è ciò che pensa di regolamentare il mondo, ma il mondo si regolamenta da solo e quindi bisognerebbe comunque andare verso una rilettura, una riorganizzazione dei servizi, che comprende anche il problema delle risorse e dei finanziamenti. Quando si fa il discorso del budget di salute, si fa un discorso che non è solo legato al fatto di avere una maggior focalizzazione sui bisogni, si fa anche per un miglior uso delle risorse, anche quelle che possono essere messe a disposizione dai comuni, dall'utente, dalle famiglie, eccetera, Dalla famiglia, eccetera. certo, perché anche le famiglie spendono. Ma in maniera consapevole, cioè in maniera appunto di assunzione di responsabilità, ma anche di assunzione di protagonismo. Io posso dare questo per raggiungere questi obiettivi. Ecco, Certo. questo supera un po' questa, diciamo, divisione un po' schematica di sociale e sanitario, perché poi insomma a vedere ci sono persone per le quali invece appunto è necessario investire più su una cosa, più su un'altra. Allo stato attuale delle cose è vero che c'è un problema di applicazione, no? di questa regolamentazione che forse andrebbe un po' rivista, andrebbe un po' omogenizzata, perché non è molto sensato, questa è una cosa che forse Luana ha detto chiaramente, non è sensato che nelle diverse ULS non ci siano comportamenti diversi. E nei diversi comuni, no? Mi sembra di capire che i comuni non sono... Questo non è sensato, bisogna che ci sia una chiarezza rispetto a comportamenti e riferimenti, come anche, secondo me, non è neanche sensato che sia l'ente erogatore del servizio, ma il contratto non è con l'ente erogatore, il contratto è con l'azienda sanitaria, sociosanitaria, quindi è l'azienda sociosanitaria che deve farsi garante del fatto che ci sia un certo tipo di applicazione delle regole. Il delegare l'ente erogatore è un escamotage che però, voglio dire, complica più le cose invece che risolverle, insomma, quindi credo che si tratti di ragionare in questi termini. Ma ripeto, è una tematica che forse da sola meriterebbe un ulteriore ragionamento. Va bene, allora io vi ringrazio molto Luana Calabrese dell'AISAM di Castelfranco per aver partecipato. Ciao Luana, buonasera. E ringrazio naturalmente il dottor Gerardo Favoretto per questa sua 7ª partecipazione al ciclo. Forse ottava, non sappiamo. Forse ottava, bisogna che le contiamo allora. Al ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia. Vi do appuntamento tra 14 giorni. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Ciao.